Onda la rassegna stampa. Aspetta che sposto un attimo il bazooka dal tavolo. Il bazooka è sul tavolo comunque, nel caso se ci fosse bisogno, se c'è da usarlo, prendilo pure, non c'è problema. Buongiorno, buongiorno. Oh no, non si sta mai tranquilli un giorno, ragazzi. Mai che si possa stare a letto e dici non me ne frega niente, sto a letto a dormire. Non si può, c'è il bazooka sul tavolo oggi. Stamattina non potremo fare a meno di parlarne di questo bazooka sul tavolo e di dazi e controdazi, soldazzi, l'abbiamo capito. Finirà anche questa, state tranquilli che finisce. Buongiorno, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Buon mattino, c'è anche Francesco pronto e allerta con le sue valchirie. Che fortunato, un regista. Eccole lì le valchirie, contornato dalle valchirie, chissà cosa gli fanno a quest'ora, caffè, cioccolato, cappuccino. Avere anch'io una valchiria qua di fianco che mi legge la rassegna stampa e io faccio il commento. Non si potrebbe fare una roba del genere, no, non è possibile. Il buongiorno si sente dal Varin, naturalmente. Come state? Spero bene. Naturalmente con dazi, siamo tutti, però non ce ne siamo ancora accorti. Qualcuno si è accorto dei dazi? No, è paura preventiva. Dopo, prima o poi lo comprerai l'iPhone, sta aumentando minuto dopo minuto, aumenta, e quindi vedrai. Cioè, diamo i numeri, in attesa dei dazi, diamo i numeri, perché il bello di questa rassegna stampa con Sammy Varin è che non è una rassegna stampa classica, ma cerchiamo di parlare con voi ascoltatori, cerchiamo di capire, di commentare insieme le notizie del giorno. Voi che ci seguite da casa o in automobile con la radio DAB o collegando il vostro telefonino all'autoradio, potete interagire con noi anche in questo istante scrivendo un messaggio al 340 6709 659, lo ripeto per i nuovi ascoltatori. Poi se ci guardate dal televisore vedete la scritta, c'è anche scritto il numero in sovraimpressione: 340 6709 659. Commentate quanto sta accadendo in Italia e nel mondo. Più avanti in mattinata, perché la nostra è una lunga mattinata di controinformazione, ci sentiremo anche dalle 11 a mezzogiorno e addirittura a mezzogiorno per il Magna Magna. Potremo anche aprire le linee, quindi entrare in onda in diretta telefonica chiamando 02 92 94 7222. Intanto però un'occhiata all'agenzia ANSA e vediamo. Le borse asiatiche oggi sono in rosso perché c'è il casino con i nuovi dazi statunitensi verso la Cina, ragazzi miei. Qui ogni giorno aumentano. Nel mirino la Cina con tariffe al 104%, capisci? Stanno giocando. Lo yuan cede terreno sul dollaro, portandosi ai minimi di settembre 2023. Trump accusa la Cina di manipolazione del renminbi per compensare i dazi. Il presidente americano annuncia presto dazi sul settore farmaceutico. C'è di buono che tra poco la Meloni va in America e qui abbiamo la certezza che bene. C'è una frase che non ha mai portato fortuna. Andiamo su Repubblica. Eccola lì, hai visto? Mi stanno ascoltando quelli di Repubblica, li salutiamo, svegli e allerta come i migliori comunisti. Meloni dal tycoon per uno sconto, il presidente USA le chiederà un segnale su Pechino. Che facciamo? Chiudiamo tutti i supermercati Aumai in Italia? No, non fatelo. Dove andiamo a fare la spesa? Poi andiamo sul Corriere, vediamo l'apertura. C'è il data room della Gabanelli che se la prende come al solito con la sanità. Senti qua, ecco come i pazienti sono presi in giro da 20 anni, e questo è terrorismo, perché poi giustamente uno dice c'ha ragione e va ad accoltellare il dottore. Musk dà del cretino a Navarro, vabbè, ma
perché noi invece qua cosa facciamo? Cosa ci diciamo l'un l'altro in politica? I dazi e le prime crepe dell'amministrazione Trump, scrive il Corriere nel sito elettronico. Tariffa in vigore, Cina stretta al 104%. E poi le domande e le risposte, bla bla bla, ma adesso poi le vediamo nelle cartaceo. Vi faccio un esempio di come ormai il termine dazi è sia su tutti i giornali, ma c'è solo quello praticamente. Allora il Corriere, siamo nel cartaceo, dazi, alta tensione USA-Cina. Repubblica, Trump, super dazi alla Cina. La Stampa, dazi, 25 miliardi per le imprese. Scendo più in basso, il Resto del Carlino, dazi, 25 miliardi di aiuti, missione USA per Meloni. Il Fatto Quotidiano, uno di quelli che giustamente esce dal seminato, armi, boom dell'export, più 35% anche alle canaglie. Canaglie scritto maiuscolo, ma che bei clienti, si vedono qui la foto delle canaglie, sauditi, Qatar, EAU e Acqua O, Egitto, Indonesia, Nigeria, lo scorso anno venduti sistemi militari per 6,45 miliardi, import primi gli USA, Israele sale a più 75%. Siamo sempre sul Il Fatto Quotidiano. Movimento 5 Stelle e AVS contro Forza Italia e Calenda Pro. Mozioni sul riarmo. La Lega dice no, ma poi si dissocia Fratelli d'Italia. Schlein teme Conte e si dilegua. Questi sono naturalmente i casini che mette in pagina Il Fatto Quotidiano. Io proseguo naturalmente sul tema dazi. Il Messaggero, Trump, super dazi alla Cina, Meloni aiuti per le imprese. La Verità, le imprese no ai controdazi, e il 17 la Meloni vola da Trump. Il Giornale, Trump dichiara guerra alla Cina. Libero, una muraglia di dazi, scontro totale con Pechino. Il Tempo invece dedica la prima pagina, e c'ha ragione, al disastro Colosseo. Cos'è successo? È il solito magna magna. Maxi multa da 20 milioni dell'antitrust per la gestione dei biglietti. L'accusa a Coop Culture, chiaramente potete immaginare da che parte politica stia, vendita dei ticket a prezzi maggiorati, ed è bufera sul consorzio benedetto da Franceschini e dal PD, sordo alle denunce di Rampelli. Cioè praticamente tramite computer, software eccetera c'era un accaparramento di questi biglietti che poi venivano venduti dalle varie agenzie. La cosa incredibile è che non ci fosse un controllo, cioè lo sappiamo tutti quanti che molto spesso quando andiamo su un sito ci chiedono: sei un robot? E allora devi cliccare lì e dopo ti dicono dici che cosa vedi nella figura, dici se vedi un semaforo in questa fotografia, e tu devi dirgli dove vedi il semaforo, Ecco, questo controllo non c'era, per cui c'erano i robot, appunto, che si accaparravano centinaia e centinaia di biglietti per il Colosseo e chiaramente poi li rivendevano a prezzi aumentati. Per cui sul sito ufficiale dove prenotavi la visita al Colosseo non c'erano più biglietti. È tutto un magna magna. Siamo sul Tempo, sulla destra, la bufera sui mercati, dazi, Meloni vara il piano da 25 miliardi alle imprese, e il 17 va da Trump per lo 0-0. Quindi Meloni incontra le categorie produttive a rischio per i dazi di Trump, la Premier promette aiuti e interventi di sostegno di 25 miliardi di euro che saranno stornati dai fondi europei. Il 17 aprile volerà da Trump per proporre dazi zero reciproci, e quindi possiamo veramente dirci tranquilli.
in una botte di ferro. No, ma non scherziamo mica, io sono assolutamente tranquillo e contento di questa cosa e sono sicuro che ce la facciamo. Mentre il PD, indovinate cosa chiede? Dai che lo sapete, che la Meloni venga a riferire in Parlamento. Che fantasia però, eh. Andiamo su Sole 24 Ore, borse, UE in recupero, super dazi alla Cina, Meloni 25 miliardi di aiuti alle imprese. Il Domani, dazi, le borse sperano nei negoziati, ma tra Trump e Cina è scontro reale. L'Unità, la prima pagina dell'Unità è terribile quest'oggi, veramente, non penso di farcela leggerla, però c'ha ragione, non possiamo non dire che la prima pagina dell'Unità di quest'oggi non ci abbia ragione. Che cosa titola l'Unità questa? No, non ce la faccio, vabbè, io ci provo. L'Unità di oggi, 2 anni e mezzo in cella, poi assolto. Chiaramente uno dice, cavolo, che cosa ha fatto questo povero italiano? Non era italiano. Che cosa ha fatto qualcuno che ha combinato qualche guaio? Non ha fatto niente, secondo il quotidiano L'Unità. Era un immigrato, cioè non era uno scafista. Cioè lo abbiamo tenuto 2 anni e mezzo in cella, poi assolto, e non era uno scafista. Capisci? Ed è vero, cioè, alla fine succede a tutti, succede anche a noi ci stiamo addirittura 30-40 anni in cella, poi dicono, oh ma prego, no, non ha fatto niente. Vabbè, Mohamed El Arba, 29 anni, egiziano in Italia, sarà stato uno di quelli che ha gridato io capitano mentre arrivava l'elicottero. Non scherzare, Sammy Varin, che sono scene strazianti. E visto che Sammy Varin fa lo spiritoso, scendo più in basso, sempre sull'Unità, un'altra cosa straziante, anzi due le cose straziante, viene rievocata la foto di quella bimba nel deserto che cammina da sola, poi non si sa se era sola o no, e la foto stringe sulla bambina sfocata che cammina da sola nel deserto. Ma la seconda cosa, forse ancora più straziante, è che a rievocare questa immagine è Nichi Vendola, che ritorna, si candida nuovamente in Puglia. E io qui sospendo le trasmissioni e ci sentiamo più tardi. Arrivederci. Dovrei ricominciare. Dovrei proseguire la rassegna stampa, che non è una rassegna stampa, dopo queste terribili notizie. Guarda che sono terribili davvero, no? Oh, anche voi come mia moglie, che quando gli dico una cosa seria mi guarda e mi dice ma stai scherzando o sei serio? Cioè, e io come faccio ad andare avanti? Cioè, 2 anni e mezzo in cella e poi assolto, non era uno scafista. Che insomma è anche facile capire se uno è scafista oppure no, quando arrivano barconi con 100-150 persone a bordo, si capisce chi sta guidando, ma no che non si capisce, non è per niente, è un casino della mia, a meno che non abbia gridato io capitano, ma quello solo nel film che non ha visto nessuno, solo io unico pirla, me lo sono riguardato senza pagare, cosa pensate su Rai Play. E poi la bimba nel deserto, immagine terribile, rievocata da Nichi Vendola, che viene intervistato oggi sul quotidiano L'Unità. Ma anche altri giornali ormai non possono fare nulla per bloccarlo. È tornato Nichi Vendola, ormai i figli che ha comprato sono diventati grandi e giusto ha finito di allattare da tempo e quindi può non scherzare. Oh, facciamo dell'omofobia, cosa facciamo? Va bene, ritorno serio. Vi prego, mi fate un po' di coraggio. 340-6709-659. Accetto anche telefonate in diretta. No, oggi veramente dura. Sta notizia qua sull'Unità mi ha straziato
e non so come proseguire, sono disarmato. Poi c'ho questo cazzo di bazooka sul tavolo. Cosa facciamo con sto bazooka? Spariamo, non spariamo? È già da qualche tempo, caro Sammy, che si è rimesso a soffiare il vento del nord. Ah, ma da ieri, grazie a DJ Varin e Radio Libertà, suffia puse forte. Grazie Massimo da Carcare. Si è accorto che ieri abbiamo trasmesso Suffia forte il vento del nord. È vero, è vero. Ciao. Ma quante persone posso uccidere con 75 coltellate? Ma questa è giustizia, Sammy, buona giornata. Buona giornata un corno, adesso ci arriviamo anche lì. Mettimi su questo audio, dai, sentiamo questo audio sul cursore subito. Buongiorno Sammy. Giorno. Allora ho saputo una novità che c'era, ma non la conoscevo, che se tu parcheggi con la macchina con il finestrino leggermente abbassato, ti prendi una multa di 40.000 euro, come è successo in Veneto, perché è un'istigazione al furto. È minimo, scusa. Cioè non è il contrario, che dovrebbe un'istigazione a non toccare le cose degli altri. Sei tu che sei colpevole perché spingi gli altri a rubarti qualcosa in macchina. È minimo, ma è la stessa cosa di Mattarella, che va a premiare tutti quelli che hanno fatto terrorismo psicologico per obbligare la gente a farsi un siero sperimentale mortale. Non l'hai in più Mattarella li premia, essendo lui anche il colpevole. Quindi questo dice il livello di mafia e di malavita che alberga nelle nostre istituzioni. Ma vai tranquillo, ciao. Noi ci nuotiamo, sai che Mattarella ha fatto la passerella di regime, scrive la nuova BQ.it, e ha premiato Burioni, sta roba veramente un po' particolare, diciamo così, però vabbè, e no, comunque istigazione, cioè come la prostituta che viene lì, dai Francesco, dai facciamo l'amore, mi hai come dici no pure, no? Devi dire sì, facciamo l'amore, cioè mi hai istigato, capisci? È un reato. Un conto se la prostituta è lì, firulò, guarda per aria, aspetta che succeda qualcosa, ma se mi istighi, stai commettendo un reato. Andiamo avanti, dai che ce la facciamo, Sammy Varin, ce la puoi fare, ce la devi fare. E allora per festeggiare, wow, andiamo sul Corriere. No, il Corriere, dazi alta tensione, USA Cina, ma soprattutto di spalla Donald e i suoi, le prime crepe tra liti e insulti, sembra quasi di essere in Italia. Navarro stupido, ha detto Musk, vabbè, ti immagini, gli stanno tagliando tutte le auto elettriche. Giallo in Colombia, biologo italiano ucciso e fatto a pezzi. Cioè, capisci? Qui siamo fortunati, qui ti violentano, qui ti stuprano, ti rapinano e ti tirano sotto, mamma mia, con la moto ieri a Milano, veramente pazzesco. Qualcuno lo tagliuzzano anche qua, è una moda che sta arrivando anche da queste parti, però non tanto. Se sei fortunato ti danno 75 coltellate, però capisci che è un inesperto che te ne ha date 75, perché se era un po' più professionale sapeva che se te la dà nel punto giusto muori subito. Sì, sono le motivazioni shock in prima pagina sul Corriere sull'omicidio Cecchettin. Le 75 coltellate, Turetta inesperto. Le 75 coltellate di Turetta non sono segno di crudeltà ma di inesperienza. Si leggono anche queste parole che hanno suscitato polemica nelle 134 pagine a motivazione della condanna all'ergastolo di Filippo per il femminicidio vile e spregevole di Giulia Cecchettin. Chiaramente così arrivano le attenuanti. C'è da scriverci un altro libro a questo punto, direi decisamente. Apple, gli effetti, $2.300 per un iPhone. Hai visto, caro regista Francesco, vorresti cambiarti $2.300, prego. È scritto in prima pagina sul Corriere, mica tu ci stai scherzando. Adesso, perché lo legge Sammy Varin non è vero, ma non è più il 1° d'aprile. Se vi leggo la rassegna stampa, mi hanno messo qui faccio la rassegna. Oh, non mi credono neanche alla rassegna stampa. Allora vi leggo del Metalupo. Va bene, il Metalupo ci credete? Di questo puoi parlarne tranquillamente. Metalupo
È vero, è in prima pagina sul Corriere, su tutti i giornali, è stato creato il lupo del passato. Vi leggo Il caffè di Massimo Gramellini. So bene che per la logica binaria imperante, o sempre di qua o sempre di là, chiunque contesti gli impulsi reazionari di Elon Musk dovrebbe condannarne in blocco ogni altro aspetto. Invece lasciatemi dire che mentre sui nazisti dell'Illinois la pensiamo agli antipodi, sul metalupo Elon e io andiamo d'amore d'accordo. Il metalupo è un animale preistorico presente nella serie Il Trono di Spade e appena ricreato, qualunque cosa significhi ricreato in laboratorio, non da un'azienda che fa capo a Musk, lo preciso prima che qualcuno cominci a boicottarla, ma suscitando il suo infantile entusiasmo, al punto che ormai l'ex consigliere di Trump, ieri ha dato meritatamente del cretino a un collaboratore del presidente che esaltava i dazi, ha rilanciato e ora un cuccioloso lanoso di mammut. Jurassic Park è lì a ricordarci che il desiderio umano di piegare le leggi del creato, ricreando il passato o precorrendo il futuro, può produrre guasti inenarrabili, ma in un mondo pieno di gabbie mentali, prima ancora che economiche e sociali, dove ogni volta che qualcuno ha un pensiero originale si sente immediatamente rispondere non si può fare, oppure, ed è la stessa cosa, lo abbiamo sempre fatto, questo Musk a metà tra l'Ulisse di Dante e il superuomo di Nietzsche è una presenza destabilizzante ma necessaria, proprio perché imprevedibile, l'esatto opposto dei suoi amati algoritmi, dato che nessun algoritmo di buon senso potrà mai desiderare un cucciolo lanoso di mammut. Avete capito qualcosa? No, lo so, ma tranquilli, tra poco arriviamo anche alla notizia. Siamo però sul Corriere, ci restiamo perché il problema del giorno non è nostro, è per la Cina. E in effetti subito si scrive a pagina 2 del Corriere: Trump morsa sulla Cina, alza i dazi al 104%, in vigore a mezzanotte. Pechino natula licattatolia, Bessente, 70 paesi vogliono negoziare, cioè siamo tutti lì alla corte di Trump, ma era quello che voleva, era quello che vogliamo anche noi. È chiaro che adesso negoziamo, non è la fine del mondo, c'è gente che sta piangendo in questo momento, assolutamente no. Misure e ricatti, fino a dove si può spingere Xi Jinping? Le domande e le risposte del Corriere. In Cina gli osservatori di cose occidentali faticano a trovare un'interpretazione condivisa rispetto all'offensiva dei dazi, o meglio, al di là delle risposte uniformi del governo, evidenziate per esempio dal Global Times, giornale semi-ufficiale del regime, che stigmatizza senza sfumature le misure ricattatorie volute da Trump, resta il problema di capire le mosse dell'avversario, nel senso quali sono i fini nascosti e come affrontarle nel lungo periodo. E quindi naturalmente la domanda è: quali sono le misure prese da Pechino per rispondere ai dazi statunitensi? Poi si gira la pagina, domanda numero 2: perché Pechino ha reagito con aggressività? Qual è il valore dell'interscambio tra Stati Uniti e Cina? Quali sono le armi in mano alla Cina e quali possono essere le contromisure? È chiaro che le due prime economie del mondo si scambiano tanti beni, ad esempio sono 600 miliardi di dollari lo scambio valore per il 2024, la Cina esporta negli Stati Uniti merci per 440 miliardi, importa per 144 miliardi, lo sbilancio è dunque evidente, ma quali sono le armi in mano alla Cina? Scrive il Corriere: al di là delle misure immediate, ovvero i dazi, la Cina ha in questo momento un vantaggio politico. Qual è? È che in Cina non c'è un'opinione pubblica. Quindi il governo può adottare i provvedimenti che giudica opportuni senza necessità di spiegarli. Ma i vantaggi cinesi non sono molti. Il crollo del commercio con il partner oltreoceano preoccupa perché la fabbrica del mondo, la chiama il Corriere, rischia di fermarsi e centinaia di milioni di operai sottopagati e senza tutele di alcun genere
questo è forse il motivo per cui fanno tutti questi dazi pazzeschi, e forse sai è un pensiero che deve sfiorare anche noi. Lo abbiamo pensato tante volte e detto: sì, in Cina non rispettano le leggi, bruciano per il carbone, fanno lavorare i bambini sottopagati, però siamo andati avanti a comprare, compriamo sempre di più, e cazzo, anche roba di qualità. Compra ancora, compra. E attenzione, se però arrivano questi dazi così pazzeschi, milioni di cinesi potrebbero perdere il lavoro, innescando una crisi capace di destabilizzare il paese a livelli difficilmente prevedibili oggi. Così scrive il Corriere. E ci dobbiamo preoccupare noi, dici? Sì. E Aumai, se chiude Aumai, no, io mi preoccupo, scherzo, ma chissà, io vado all'Esselunga, ogni tanto mi giro un attimo, la tentazione viene, sì, un giro ce lo faccio anch'io, ci mancherebbe da Aumai, però capisci? Capite? Capite o non capite? 340 6709 659 è importante che capiate, perché sennò vuol dire che mi sto capendo solo io, o forse neanche io. Il rebus delle tariffe scatena gli insulti tra i consiglieri. L'amministrazione USA mostra le prime crepe, ok? Cominciano già a guardarsi intorno. Che cazzo fa quello lì? In Italia scambiamo completamente argomento, la nostra politica è lontanissima dai dazi, non è vero assolutamente, però ci sono degli argomenti che vanno avanti. Oggi sapremo qualcosa sul terzo mandato, che non è una stupidata, ma il centrodestra, scrive il Corriere, siamo a pagina 12, il centrodestra torna all'attacco, determinati ad abolire i ballottaggi. Che uno dice, lo fanno per loro, perché perdono sempre al ballottaggio, ma non è vero, ma si fa anche per fare una roba un po' più veloce, per risparmiare soldi. Cioè, se arrivi al 40% al primo turno, hai vinto, bravo, pacca sulla spalla, andiamo a ca, e si comincia a lavorare. Mentre invece star lì a fare il ballottaggio, tanto il PD dove vince al primo turno, ve lo devo dire io. Tu dici, ti stai arrampicando sui vetri, no, ma quali vetri? Non ci sono vetri qua. E quindi alla fine lo facciamo per loro. Vabbè, anche un po' per noi, però. La nota dei capigruppo: insorge l'opposizione e la Lega tiene viva l'ipotesi Salvini al Viminale. Tra poco vi leggo questa cosa che è bella. Parallelamente, testa coda di Cesare Zapperi sul Corriere, le lusinghe politiche di Calenda alla Liga di Zaia. Che cazzo vuole questo qua? Ci fa le lusinghe alla Lega. Carlo Calenda è un uomo di visioni larghe. Non pensa solo alla sua creatura politica Azione, ma ha tempo e passione per occuparsi anche degli altri partiti. Meno di una decina di giorni fa, scatenando l'ovazione dei delegati al suo congresso, dichiarò senza mezzi termini che l'unico modo per trattare con i 5 Stelle è cancellarlo. Un'uscita poi chiarita e addomesticata, ma figlia del giudizio da sempre fortemente negativo del senatore romano nei confronti di Giuseppe Conte e della sua linea politica. Ma Calenda non guarda solo a sinistra, butta l'occhio anche sullo schieramento che in teoria dovrebbe essere avversario, e lo fa in Veneto cercando di incunearsi nelle dinamiche della Lega. In visita a Padova, il leader di Azione negli scorsi giorni ha osservato che ormai esistono 2 leghe, una che fa riferimento a Matteo Salvini, impresentabile, infrequentabile, e poi incompatibile con la prima a suo avviso c'è la Liga, che sarebbe l'erede di quel Veneto bianco governato dalla DC. Rivolto in particolare a Luca Zaia e al sindaco di Treviso Mario Conte, Calenda esorta a farsi protagonisti di un'azione politica di grande respiro che coinvolga responsabili, volenterosi, che affrontino quello che sta arrivando. Una sortita non nuova, perché Azione in queste terre ha già fatto accordi con quella Lega, portando suoi uomini a essere eletti come sindaci a Negrar, Verona, a Noale, Venezia. In vista ci sono le regionali e Calenda lancia le prove tecniche di alleanza. Ok,
Allora, facciamo così Francesco, io adesso vado di là in bagno a vomitare, ma nel frattempo mandiamo in onda la canzone indipendente, che oggi è speciale e c'ho anche l'intro del pianista che manda un saluto. E perché è speciale? Perché è il pianista delle ore 8, ogni giorno alle 8, quasi tutti i giorni c'è un pianista, è un pianista bravo, si chiama Massimo Magni, lo abbiamo appena scoperto, ma è un pianista anche cantante. E questa è una versione particolarissima, particolarissima perché? Perché c'è una canzone strumentale, ma lui ci ha cantato ed è venuta un esperimento interessante. Ti faccio sentire prima il saluto, perché giustamente l'annuncia e la spiega, e poi manderai tu la canzone da Skype, da Skype. Sentiamo il saluto, ma soprattutto ascoltate questo pezzo molto particolare del pianista Massimo Magni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e buongiorno a te, caro Sammy. Il brano di oggi è Viaggio alla fine del mondo, una canzone che parla di libertà. Libertà dai preconcetti e nostalgia verso la società di qualche anno fa, quando sembrava tutto più chiaro e più facile. Forse era solo un'illusione, ma io ho questa percezione della vita di qualche tempo fa. Parla di quando siamo stati bambini, parla di speranza, disattesa e della voglia, ora più che mai, di intraprendere un viaggio che porti in un luogo sperduto, dove si può rivivere il sogno del passato. Buon ascolto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Più tecnologia e connettività di ultima generazione. La vita è più semplice con Tucson. Scopri il nuova Tucson Plug-in Hybrid a €189 al mese. Vive!
Interessante esperimento musicale per Massimo Magni, si intitola Viaggio alla fine del mondo, questo pezzo che avete sentito in esclusiva per Radio Libertà nella versione cantata, e su YouTube trovate la versione solo strumentale per il momento. 6 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, come state? Soddazzi vostri, avete scelto la controinformazione di Radio Libertà e non vi annoierò, ve lo prometto. L'ultima cosa che voglio che i miei ascoltatori si annoiano. E allora, oggi allegria, è il giorno della verità, nel senso non del quotidiano, ma anche sì, è il nostro quotidiano di riferimento, ma oggi la consulta decide sul terzo mandato. Questa mattina la consulta discute il ricorso del governo contro la legge della Campania. Chiaramente noi tifiamo Campania, tu dici da quando sei diventato terrone? No, io ho sempre avuto questa... Scherzo, dai, perché c'è di mezzo anche Luca Zaia, a cui Calenda fa lusinghe. Questa roba già è, il Corriere la presenta come una testa coda, non solo a sinistra, le lusinghe di Calenda, anche alla Liga di Zaia, perché forse sa che ci sarà il quarto mandato anche a Zaia. Boh, fatto sta che io ritorno sul Corriere perché mi piaceva questo articolo: centrodestra all'attacco, determinati ad abolire i ballottaggi. Il centrodestra insiste: alle elezioni comunali il candidato sindaco che prende più del 40% ma non il 50% verrà eletto direttamente, senza ballottaggio. Stoppato dal presidente del Senato La Russa, comunista, il tentativo di inserire la modifica della legge in vigore con un emendamento al DL elezioni, i partiti di governo rilanciano imboccando un'altra strada. Lo annunciano in una nota congiunta ai capigruppo a Palazzo Madama Malan, Fratelli d'Italia, Romeo, Lega, Gasparri, Forza Italia, Biancofiore, noi moderati, lupo dei lupi. Il ballottaggio alle amministrative sarà abolito. Il centrodestra su questa scelta è unito e determinato. Abbiamo posto il problema in varie sedi, c'è indifferente lo strumento con cui raggiungere questo traguardo. Siamo ben consapevoli che questa scelta non può riguardare il turno elettorale, peraltro non molto esteso, del 25 maggio prossimo. Ci mancherebbe. Per questo è stato depositato un disegno di legge ad hoc. La motivazione è ben chiara. Al ballottaggio partecipano un numero limitato di elettori e spesso chi vince prende meno voti del candidato che si classifica secondo al primo turno. C'è quindi un problema di legittimazione democratica e di partecipazione. Di parere opposto i partiti di centrosinistra, che gridano alla forzatura delle regole democratiche. Dentro il centrodestra invece resta aperta la questione della richiesta di un ritorno di Matteo Salvini al Viminale. Crosetto e tranchant: non mi occupo di politica interna ma di difesa, ne ho già abbastanza. Da parte degli alleati non arrivano aperture su una questione che la stessa Premier Meloni aveva giudicato inesistente solo 3 mesi fa. Salvini nel pomeriggio di lunedì aveva lasciato trapelare di non voler tirare la corda più di tanto, anche per i buoni rapporti con Piantedosi, e ieri ha chiarito: con lui parlo tutti i giorni e lavoriamo benissimo, così tocca ad altri esponenti del vertice leghista tenere in piedi la richiesta. Dopo il capogruppo alla Camera Molinari, ecco il vicesegretario Durigon: Salvini ha subito delle ingiustizie, si ricordino le chat di Palamara con i giudici che chiedevano di fermarlo, e poi ha dovuto subire non un processo ma 2. Ma l'ingiustizia che abbiamo patito, dobbiamo trovare una soluzione per portarlo al ministero. Non significa che Piantedosi stia facendo male, anzi, questa è una cosa che comunque valuteranno i 2 Matteo con Meloni quando e se sarà il momento. Ma le risposte che arrivano non sono confortanti per la Lega. Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida lo dice in modo cortese: ma noi contiamo che il ministro vice premier continui a fare benissimo il lavoro che sta facendo. Il capogruppo di Forza Italia Gasparri è piaciuto, il Viminale è già assegnato a un'altra persona. La Lega intanto non abbandona la linea di contrapposizione alla Commissione UE, anche se questo va a sbattere con le posizioni degli alleati di centrodestra. Sintomatico
pratica la mozione che i leghisti presenteranno negli enti locali a Bruxelles, che invita a bocciare il piano presentato da Ursula von der Leyen, approvato da Forza Italia mentre Fratelli d'Italia si è astenuta. Consapevoli dei possibili attriti, fonti della Lega hanno fatto circolare una nota che dice che la mozione a Roma servirà da spunto di riflessione con gli alleati per arrivare a una sintesi comune all'insegna del buonsenso e della critica costruttiva alla burocrazia europea, una perifrasi che non riesce a nascondere le differenze che permangono. E perché siamo forse uguali agli altri? Punto di domanda. E allora vado proprio a leggervi, eccolo qua, il volantino che circola su internet in queste ore. La Lega proporrà in tutti gli organismi politici in cui è presente, dai consigli comunali al Parlamento europeo, una mozione per sostenere il governo in un negoziato volto a rivedere radicalmente i provvedimenti dell'Unione Europea che costituiscono un autentico dazio interno, caricando consumatori e imprese di inutili costi aggiuntivi. Tra questi ricordiamo la direttiva Casa Green, lo stop ai motori Euro 5 entro luglio 2025, lo stop ai motori endotermici entro il 2035, l'obbligo del bilancio di sostenibilità per le aziende, le regole di bilancio del patto di stabilità e crescita. La risposta europea non può basarsi su sterili rappresaglie, ma deve partire dal fare i compiti a casa, togliendo gli ostacoli che hanno impedito alle nostre imprese di crescere. Questo il volantino che gira su internet da parte della Lega. WhatsApp, chi vuole entrare in diretta può inviare un messaggio al 34067096659, ne leggiamo un po' a caso, ma pensa un po', Fratelli d'Italia conserva lo stile del comando del Dux. Il ballottaggio è uno spreco di denaro e una presa per i fondelli degli elettori. Calenda è come le termiti, si insinua in ciò che funziona e prova a rosicchiare. Anche in Unione Europea stanno zinzando per far fuori l'opinione pubblica. Il bazooka puntato contro i popoli della gabbia UE al lavoro è da anni. Ciao Sammy, io mi preoccupo dei nostri lavoratori, dei nostri stipendi. I cinesi che hanno fatto miliardi sulle nostre spalle con la concorrenza sleale si arrangino. È vero, alla fine, sai, è un po' una specie di vendettina che ci prendiamo tutti quanti, perché i cinesi hanno cominciato a venire da noi. Oh, guarda, fanno le fotografie alle vetrine, che carini, poverini, loro non hanno niente, vanno tutti in bicicletta. Azzolina, Azzolina. E adesso siamo noi che compriamo le biciclette cinesi e non solo quelle, perché mettiamo i dazi, altrimenti saremmo già pieni di auto cinesi. Buongiorno Sammy da Enzo, buon mattino ad Enzo. D'ora in avanti attenzione a parlare male dei cinesi, altrimenti quelli del Corriere si incazzano. Strano che Cazzullo non è ancora uscito con un articolo dei suoi. Scherza. Fabio, buongiorno. Motivo in più che la povera Giulia ha sofferto di più con 75 coltellate prima di morire. Forse con una sola, se data al posto giusto, soffriva meno. Roba da pazzi, proprio il mondo al contrario. Dovrebbero farlo marcire in galera e basta. Ciao Sammy, tu sai che i collezionisti del Fonfon sono già in fila per averlo, il Fonfondazio. Fausto, lai, Fon. No, il Gramellini e Cazzullo, Feltri Junior, no. Lo so, d'altronde, ragazzi, io leggo un po' di tutto. Poi c'è un messaggio audio, sentiamolo, sul cursore. Col bazooka io senza sparare saprei dove metterlo. Ecco. A qualcuno volgare. Secondo, ti volevo tirare sul morale. Burioni che sfotteva la gente, che non si vaccinava, Mattarella gli ha dato la medaglia di bronzo. Secondo me non era bronzo, era qualcosa di marrone, ma non era bronzo. Poi Vendola che torna in politica. Zitto, stamattina è davvero una giornata top. Guarda, mi alzo e vado via. Vado via. Non in un futuro distopico, siamo in un presente del merda. Cioè,
Capite il motivo per cui Giulio Cainarca se n'è andato dalla rassegna stampa, conduce alle 10 la sua trasmissione, in questi giorni è in ferie e ha mollato la rassegna stampa a qualcun altro? A uno sfigato che probabilmente... No, per l'ha mollata a me perché probabilmente ero l'unico che dice vabbè, almeno lui cerca di fare qualcosa di un po' più allegro, nuotiamo nella M però con allegria. Tranquilli, l'importante è che non vi annoiate, l'importante è che condividiate la diretta di Radio Libertà. Ricordiamolo, siamo su YouTube, su Facebook e sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, con milioni di celoduristi, ciao amici leghisti che ci ascoltano e ci guardano. Se voi cercate Radio Libertà, condividete la diretta di questa rassegna stampa su WhatsApp a vostri parenti, amici, e facciamo una roba tutti un po' più allegra, davvero, perché lo scenario è davvero da incubo. Per fortuna appunto che c'è Piantedosi. No, dai, scherziamo. No, sono ancora sul Corriere, adesso me ne vado, perché poi mi dite chiaramente che sono uno pagato dal regime per parlare del Corriere. Virginia Piccolillo intervista Cirielli di Fratelli d'Italia, ex generale Cirielli, che chissà come è, nessuno lo dice che è un generale. Vannacci, tutti dicono generale, Vannacci, Edmondo Cirielli, 60 anni, generale in congedo dei carabinieri, non gliene fotte niente a nessuno che è un generale. Ma penso che sarebbe un buon candidato, Piantedosi in Campania è solo una chiacchiera. Io sono a disposizione e vi leggo solo qualche riga di questa notizia. Matteo Salvini brama ancora la poltrona del Viminale. Per convincere Matteo Piantedosi a cederla si continua a evocare la presidenza della Campania, dove Fratelli d'Italia vuole candidare Edmondo Cirielli. Generale, come finirà? Ho letto i giornali, vedremo. È legittimo che ogni partito abbia le sue aspirazioni e quindi noi non ci scandalizziamo e non ci allarmiamo. La richiesta crea tensioni, normali richieste, si apre una trattativa, si discute. Sembra quello del film Giro, ma Fratelli d'Italia e Lega continuano a darsele. Sarà crisi? No, è normale dialettica in un paese democratico. Sono certo, sembro quell'altro del Covid quando parla, sono certo che una sintesi verrà trovata. E se lo fosse ai suoi danni, offrendo la candidatura a Piantedosi anziché a lei. Allo stato attuale è una cosa che ho visto più sui giornali, ma ho sempre pensato che potrebbe essere un buon candidato. Sono stato il primo ad annunciarlo pubblicamente. E qui mi fermo, ragazzi, perché non vi faccio la sceneggiata, non sono pagato per fare la sceneggiata, ma per fare una rassegna stampa. E allora vado avanti ancora, perché c'ho soltanto un'ultima segnalazione dal Corriere. Vabbè, non lo scrive nessun altro, non è vero, però ho trovato questo. Allora, a parte la semilibertà, Schettino rinuncia alla semilibertà perché ha capito, insomma, che se poi lo vedono in giro, rapinavano orologi di lusso, in cella il figlio di un deputato. Avrebbero messo a segno diverse rapine di orologi di lusso a Roma. Per questo Tancredi Antoniozzi, figlio 22enne del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo Antoniozzi, e un complice 28enne sono stati arrestati negli scorsi giorni dalla polizia, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Altri 2 ragazzi sono indagati a piede libero. Secondo gli investigatori, Antoniozzi sarebbe il presunto promotore di una banda di rapinatori. Promotore, un promoter, no? Dai, andiamo a rapinare. Va bene, basta. Ok, vado avanti. E voi commentate chiaramente se avete qualcosa da dire, ma la rassegna stampa di oggi è davvero da replicare anche nei prossimi giorni. Domani io non vengo e mando in onda quella di oggi. 340 6709 659. Oggi è anche giovedì, sappiatelo, non è solo mercoledì. Il giornale: Trump dichiara guerra alla Cina, ma io
mi ficco subito, mi insinuo nel retroscena a pagina 7 del giornale. Il 17 aprile Meloni alla Casa Bianca, Meloni, sfida insieme all'Unione Europea per azzerare le tariffe. La Premier: da Trump decisione sbagliata, per le imprese italiane 25 miliardi di euro. Adalberto Signore ribadisce che quella di Donald Trump è una decisione assolutamente sbagliata, invita a non amplificarne l'impatto reale, perché l'export italiano negli Stati Uniti vale circa il 10% delle nostre esportazioni totali, e si dice ottimista sul fatto che l'Italia e l'Europa abbiano le carte in regola per superare questa sfida. E mi basta, io mi fido della Meloni. E voi? 340 6709 659. Soddazzi per l'uomo di Musk, troppe minacce, si scrive a pagina 7 sul giornale, sotto scorta l'uomo di Musk, protezione per Stroppa, quegli insulti ai cortei. Sì, il braccio destro di Elon Musk in Italia adesso accetta la scorta. Numerose le minacce di morte ricevute nei mesi scorsi, fino ad ora aveva sempre rifiutato, spiegando proprio in un'intervista concessa al giornale: sono una persona libera e voglio restare tale. E adesso si è arreso e adesso ha un'ombra fissa, armata. Giro. Dove sono? Oh, sono ancora sul giornale. Incredibile ma vero, ma è potentissimo oggi il quotidiano Il Giornale. A pagina 8 scrive: offensiva Lega, no ad armi e green, che è quello poi che vi ho letto prima. Mozioni in tutte le assemblee elettive per fermare il riarm e rivedere i vincoli UE. Scrive Francesco Giubilei. Superato il Congresso federale e blindata la segreteria di Matteo Salvini, la Lega dà il via alla campagna di primavera in tutti gli organismi politici in cui è presente, su una revisione del patto di stabilità, delle regole del Green Deal e per dire no al Rearm Europe. Così, dagli enti locali al Parlamento nazionale fino all'Eurocamera, il partito chiede di rivedere alcuni provvedimenti dell'Unione Europea, aggiungendo che a Roma servirà da spunto di riflessione con gli alleati per arrivare a una sintesi comune all'insegna del buonsenso e della critica costruttiva alla burocrazia europea. Paginone su questo argomento, ma io scendo più in basso, perché più in basso c'è Oara Borselli che intervista Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Qui al nord l'incertezza fa già danni. Asse con la Cina? Non è plausibile. Il terzo mandato nelle regioni non è una rielezione automatica, ma una scelta per chi vota. Massimiliano Fedriga, 44 anni, da 7 presidente del Friuli Venezia Giulia, sui dazi è preoccupato ma chiede prudenza, niente contro dazi. Si è aperta una vera e propria guerra commerciale mondiale? Dice Fedriga: non credo che oggi si possa parlare di guerra commerciale globale, credo però che vi sia rischio di arrivarci se la reazione ai dazi imposti dall'amministrazione statunitense dovesse essere isterica con proposte di controdazi. Una reazione di questo tipo, anziché perseguire la via della negoziazione, porterebbe a un effetto muro contro muro che rischierebbe di bloccare la possibilità di crescita sia delle nostre imprese sia di quelle americane. È finita la globalizzazione? La globalizzazione come l'abbiamo conosciuta in passato non esiste più, non per l'introduzione dei dazi, ma perché i due grandi blocchi del mondo, quello occidentale e quello orientale a guida cinese, sono nuovamente in forte competizione tra loro. I dazi di Trump porteranno alla recessione? Risponde Fedriga. Non credo che gli attuali dazi porteranno a una recessione. Il vero rischio è rappresentato dall'incertezza, dalla paura di investire. Questi due elementi potrebbero portare a effetti recessivi. Perciò bisogna portare la massima attenzione a cambiamenti unilaterali di regole e accordi che rischiano di ridurre la propensione delle imprese all'investimento e di conseguenza di impattare negativamente anche sulla capacità di crescita. Per il Friuli Venezia Giulia il danno sarà molto alto. Anche il Friuli subisce gli effetti derivanti dalla nuova incertezza globale in merito al commercio globale e alla possibilità di collaborazione economica. Preoccupante il crollo delle borse? Si tratta di un problema serio, proprio perché alimenta ulteriormente l'incertezza. È vero o no che l'Europa in questi anni si è fatta ricca ai danni degli Stati Uniti? Risponde Fedriga. Non credo che l'Unione Europea in questi anni si sia arricchita ai danni degli Stati Uniti, basta analizzare i dati del PIL per rendersi
rendersene conto. In passato il PIL europeo era simile a quello statunitense, mentre oggi quello USA è decisamente maggiore. Evidentemente oltreoceano che c'è stata una crescita economica più decisa, una situazione che affonda le proprie radici all'interno dell'Unione Europea. L'eccesso di regole interne come il Green Deal e di burocrazia hanno penalizzato il sistema produttivo e frenato lo sviluppo, in particolare in alcuni settori. L'intervento di Musk al congresso della Lega è stato importante, l'intervento è stato importante, dice Federica, in particolare in un passaggio quando ha auspicato il libero commercio tra Stati Uniti ed Europa. È il motivo per cui adesso stanno litigando negli Stati Uniti. C'è la speranza di riaprire una trattativa? Dobbiamo lavorare per riaprire le trattative con gli Stati Uniti perché ciò rappresenta l'unica via percorribile. La missione di Giorgia Meloni a Washington può essere decisiva? Il dialogo tra la Presidente del Consiglio e il Presidente USA può rappresentare un passaggio importante per aprire una negoziazione seria che tuteli gli interessi del nostro paese. Si era sparsa la voce che Trump avesse deciso una moratoria, poi è arrivata la smentita. Secondo lei nell'establishment di Washington ci sono resistenze alla linea dei dazi? A Washington, dice Federica, è sicuramente in corso un dibattito sulle strategie per tutelare gli Stati Uniti. Sono convinto che avere rapporti costruttivi con l'Europa e con l'Italia in particolare rappresenti un grande vantaggio per l'America. Immaginabile un asse Europa-Cina? Non credo sia uno scenario plausibile. Si rischia di rompere dopo 80 anni dal 45 l'unità del mondo occidentale? Tutelare la grande alleanza tra le democrazie liberali occidentali è un interesse prioritario di tutti, cittadini e imprese, dice Federica. Oggi decide la consulta. Lei è favorevole al terzo mandato per i governatori? Sono favorevole a dare ai cittadini la libertà di scelta. Il terzo mandato non è un automatismo che consente ai governatori di rimanere automaticamente al proprio posto, è invece l'occasione per sottoporsi al libero giudizio degli elettori. Anche se era possibile in Friuli Venezia Giulia, prima di me nessun governatore è stato eletto per 2 volte consecutive. Evidentemente i cittadini hanno giustamente fatto una scelta. Limitare la possibilità di candidarsi per un terzo mandato significa quindi privare con una legge i cittadini della possibilità di scegliere. Credo che questo rappresenterebbe un grave impoverimento democratico. Così quest'oggi Massimiliano Federica sul quotidiano Il Giornale. Cambio, sì, ci sono anche WhatsApp, grazie a chi mi sta scrivendo al 340 6709 659, pochi minuti e ne leggiamo ancora un po'. C'è Nichi Vendola sul Tempo dopo. Prima andiamo su Repubblica. Trump, super dazi alla Cina, ma soprattutto a pagina 10. Sì, c'è il DEF nelle prossime ore e subito arrivano le critiche di Repubblica. Il DEF ignora le emergenze, niente misure per difesa e tariffe. Il documento di finanza pubblica oggi in Consiglio dei Ministri, crescita del PIL dimezzata, critiche le opposizioni, il PD dice nascondono la realtà e la Lega rilancia sul no al riarmo. Un testo asciutto, tecnico, è la definizione indicata alla vigilia da fonti di governo, scrive Giuseppe Colombo su Repubblica. Di transizione, incerto, quello che Giancarlo Giorgetti presenterà oggi pomeriggio a Consiglio dei Ministri sarà un documento di finanza pubblica che prenderà atto delle difficoltà del momento. Al tavolo di Palazzo Chigi il convitato di pietra sarà l'inasprimento dei dazi. Naturalmente staremo a vedere, non è stato ancora pubblicato e cosa scriviamo a fare, perché hanno tante pagine a disposizione su Repubblica e bisogna pur riempirle. Sì, mi sto per fermare, ma vi leggo alla prima pagina del quotidiano La Verità. Le imprese no ai controdazi e il 17 la Meloni vola da Trump. In centropagina però se ne è accorta anche La Verità. Film horror in Puglia, il ritorno del
Vendola vivente. Si scherza, gli vogliamo bene a Nichi Vendola, ci mancherebbe, è un grande assolutamente. Si è fatto la sua famiglia nonostante la natura glielo volesse impedire. Va bene così, siamo contenti di rivederlo in TV. E ci è mancato anche un pochino, perché vedere sempre quei due soliti di sinistra con la Salis, eccetera, mamma che noia. Siamo sempre sulla verità che parla dei profeti fasulli del Covid, ora si autoassolvono. Errori di comunicazione, ha detto Remuzzi. Abbiamo detto cose contraddittorie perché stavamo imparando, peccato che le spacciassero per certezze assolute. Questo ed altro sul quotidiano La Verità quest'oggi, ma ne parliamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata generosamente soleggiata. Temperature attese in rialzo ovunque. Al mattino sole dominante da nord a sud, con qualche nube più compatta solamente al nord-ovest, ma anche qui senza piogge significative. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Vedi, io quando sento gli artisti indipendenti poi mi rilasso, sono pronto a ricominciare. Bella, bella, bella questa versione di Estate, storiche canzone di Bruno Martino, cantante, compositore, pianista italiano, famoso tra gli anni 50 e gli anni 70. Ha fatto pezzi come Arrivederci, ha fatto Sono stanco, tanto stanco, che si addice molto alla nostra mattina e la chiamano estate, ma ha fatto anche pezzi molto kitsch come Dracula, cia cia cia. Mai sentita? No, ok? Vabbè, io cercavo di fare un po' di cultura, mi ritiro. Lei è Sabrina Russo, certamente la stiamo seguendo, una brava maestra, direttrice d'orchestra che sta inventando belle cover, ma soprattutto ha pure degli inediti pronti. Andatela a cercare sul suo canale YouTube, Sabrina Russo. Intanto sono le 8:38, il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, mi baciano il culo. Non l'ho mica detta io sta cosa, la sentite dalla mia voce, ma è appena stata battuta dalle agenzie. Mi baciano il culo. La frase shock di Trump sui paesi che vogliono negoziare. Che io devo dirti avrei fatto anche meno di metterla in apertura, ma quelli del Corriere sono fatti così. So cosa faccio, è il nostro turno di fregarli. Così il presidente statunitense irride i paesi che cercano un contatto per trattare dopo l'entrata in vigore dei dazi. Chiaramente vedremo se il PD dirà alla Meloni che anche lei fa questa cosa qui quando andrà da Trump. Intanto Musk dà del cretino a Navarro, prime crepe tra fedelissimi di Trump. Queste sono le notizie della notte e poi naturalmente le borse che non stanno aprendo bene, le borse asiatiche in rosso con i nuovi dazi USA, nel mirino la Cina, petrolio ancora in calo. Vedremo cosa farà l'Europa, secondo me ce ne freghiamo di questi dazi, ma quanto possiamo subire dei cretini che giustificano le loro cazzate dicendo che sì, hanno sbagliato ma era un altro momento allucinante. Si riferisce naturalmente alla prima pagina che abbiamo letto prima del quotidiano La Verità. Si sono sbagliati durante il Covid. Vabbè, noi ci rituffiamo certamente sui quotidiani quest'oggi e stanno arrivando molti WhatsApp al 340 6709 659, poi li leggiamo, ma mi devo portare un po' avanti perché alle 9 potrebbe esserci, adesso ci metto il potrebbe, il sottosegretario Alessandro Morelli. Se riusciamo a contattarlo, chiaramente abbiamo una bella fonte di informazione. Intanto però allora andiamo sul quotidiano Il Tempo. A un certo punto è tempo del tempo. Disastro Colosseo in apertura e chiaramente è passata un po' sotto traccia, ma da un po' di giorni che si mette in pagina questa notizia, una maxi multa da 20 milioni dell'antitrust per la gestione dei biglietti del Colosseo. L'accusa a Coop Culture, lo dico anche all'inglese, vendita dei ticket a prezzi maggiorati, ed è bufera sul consorzio benedetto da Franceschini e dal PD, sordo alle denunce di Rampelli. Praticamente si sono accaparrati, è già successo molte volte anche per i concerti, no? Accaparramento di biglietti e poi vengono rivenduti a un prezzo più alto. E le persone normali vanno sul sito del Colosseo per acquistare, bisogna acquistarlo in anticipo il biglietto, e non se ne trova neanche uno. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Tempo, che io sfoglio perché anche all'interno, guarda che bello, disastro Colosseo, multa da 20 milioni di euro da parte dell'antitrust per il monopolio della vendita dei biglietti del sito più visitato. Pochi operatori gestivano i ticket per rivenderli con servizi aggiuntivi e a prezzi maggiorati. Di spalla quei bot che compravano i ticket in pochi istanti. Peggio di un videogame, un gioco al massacro, l'altro volto della concorrenza. Parlano gli operatori che hanno denunciato nel 2023 alla GCM e allo stesso parco. Tutti sapevano.
praticamente dei robot, dei software che compravano questi ticket e non c'era nessun controllo. Cioè, ve l'ho detto, noi adesso su qualunque sito che se dobbiamo fare qualche cosa di particolare ci chiedono se siamo dei robot, cliccate qua, che cosa vedi, eccetera. Lì non c'era nessun controllo. Sono dei boccaloni quelli che gestiscono questa cosa o c'è un magna magna? Che ne so. Fatto sta che la polemica sta divampando e il Tempo, il quotidiano di Roma, giustamente ne parla. Ma pagina 8, ho cercato di evitarlo finora, pagina 8 è proprio qua, ce lo spiattella. Regionali in Puglia. Il ritorno di Vendola nel derby a sinistra con Emiliano. L'ex governatore rompe gli indugi sulla ricandidatura. Sono tornato. L'abbiamo capito. Sfida all'ultimo voto con l'uscente nella coalizione per De Caro presidente. Scrive Aldo Rosati, il poeta è tornato. L'autore di frasi memorabili che con il passare del tempo sono diventate veri e propri manifesti esistenziali. Piccole verità intramontabili, perle di saggezza come questa, sentite, sono infiniti gli elenchi del silenzio e del dolore. Non va più niente? Vedi, mi è bastata una frase di Nichi Vendola, ho fatto saltare tutti i ripetitori. Insomma, uno così non poteva restare ancora a lungo lontano dalla scena pubblica. Gli estimatori aspettavano da anni questo momento che alla fine è arrivato. Nichi Vendola si rimette le scarpette ed è praticamente pronto a scendere in campo con la passione inesauribile di sempre. Sembra anche più bello, in una partita che potrebbe essere memorabile, il derby di Puglia. Lo sceriffo sbruffone, il cantore di Terlizzi, roba da palati fini, una disfida dal sapore epico, il predecessore contro il successore, entrambi nella stessa squadra, quella capitanata da Antonio De Caro, un incontro-scontro a caccia di preferenze, divisi da tutto, ma nello stesso schieramento, la sinistra. Mi manca respiro, scusate, no, non ce la faccio. Vai avanti tu, Francesco, vieni qui tu a leggere. Non posso neanche piangere perché prendo la scossa, capisci? C'è la tastiera, qua è tutto collegato, ma non è possibile. Arriva Morelli, c'è Morelli. Devo proseguire. Va bene, vado avanti. Sono sempre a pagina 8 del quotidiano Il Tempo. Per fortuna non c'è solo il faccione di Nichi Vendola. Con l'orecchino, non so se ce n'è uno o due sulla sinistra, sì. Chiaro, non è come quel giornalista che ne ha due, che sembra il pirata, che è troppo bello, a cui stiamo simpaticissimi. Però Fratelli d'Italia lancia la carta dei doveri per i richiedenti asilo. Paginone di Antonio Delai, oggi sul quotidiano Il Tempo. La proposta di legge: chi compie illeciti o maltratta le donne rischia di perdere la protezione internazionale. Una proposta di legge firmata dai deputati di Fratelli d'Italia Chelani e Fidini che modifica il decreto legislativo numero 25 e 28 gennaio 2008 in materia di doveri del richiedente asilo. È l'iniziativa presentata ieri durante una conferenza stampa a Montecitorio, alla quale hanno preso parte con il provvedimento in esame. Poniamo un punto fermo. Chi sta in Italia rispetta le regole dell'ordinamento italiano, ne rispetta i valori, ne rispetta la cultura. A tal fine proponiamo di integrare l'opuscolo informativo consegnato ai migranti che fanno richiesta di protezione internazionale, prevedendo, accanto alla lista dei diritti, l'esplicitazione dei doveri da osservare sul territorio italiano, ponendo attenzione in particolare sul rispetto delle donne, sulla parità di genere, sulla perseguibilità dei fatti illeciti. Ci scriviamo un bel no tarush gamea, con la fotografia degli egiziani che circondano la ragazza e una bella X sopra, Ci vuole Sammy Varin per fargli fare sta roba?
Basta, sappiate comunque che per qualcuno è una cazzata, chiaramente per la sinistra, ma naturalmente, però è meglio spiegargliele queste cose, perché poi arrivano gli avvocati. Dopo che gli abbiamo dato questo puscoletto, arrivano gli avvocati d'ufficio che chiaramente li intortano su tutte le cose che possono fare qui da noi. Quelle che non possono non glielo dicono, ma guarda un po'. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. C'è l'intervista a Sabino Cassese sul terzo mandato, e che tra poco arriva la notizia. Il popolo non ha un potere illimitato. La democrazia deve avere limiti. Oggi la Corte Costituzionale decide sulla Regione Campania. Il giurista Cassese dice: i contesti cambiano, ma i principi rimangono. Il destino della Campania e del Veneto è legato alla decisione della Consulta. Oggi i giudici dovranno pronunciarsi sul ricorso presentato dal governo contro la legge regionale della Campania, che consente all'attuale governatore di ricandidarsi, ma impedire al popolo di scegliere un candidato non ha in sé aspetti antidemocratici? Giulia Sorrentino oggi sul quotidiano Il Tempo. Giro pagina, attenzione, sto sbandando pericolosamente, vado ecco in prima pagina sulla Stampa. Dazi, 25 miliardi per le imprese, vai, ma c'è anche Linus che fa la classifica dei tempi moderni, da Sanremo al caso Riccione, dai podcast alla Casa Bianca. Italia si può dare di più. Se vi piace Linus oggi è da comprare assolutamente la Stampa, ma io vado all'interno perché vi segnalo che l'Italia ha regalato all'Albania la nave dei migranti. Ma dai, la Libra, la nave militare che faceva zoom 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 avanti e indietro, la spola tra Italia e Albania per scodellare i pochi migranti che sono finiti negli hotspot al di là del mare. E si vede che è piaciuta molto al governo albanese, scrive Francesco Grignetti oggi sulla Stampa, perché da ieri l'Italia l'ha regalata a Tirana. Il pattugliatore che trasportava gli stranieri regolari negli hotspot al di là dell'Adriatico è dell'Albania. Da oggi l'Italia dona all'Albania la nave dei migranti, mari più sicuri, ma soprattutto, insomma, era un pezzo d'antiquariato, era del 1988. C'aveva il cannone, cannoncini, brioche, però insomma era, e gliel'abbiamo regalata all'Albania. Adesso ci sarà polemica anche su questo, vedrai. Ma venite a riferire in Parlamento. I lupi, e non sto parlando del prossimo candidato di centrodestra a Milano, ancora non si sa, tra poco arriva Morelli, glielo chiediamo se si sa qualche cosa. I lupi, a pagina 18, un intero paginone, anche se ne parlano tutti i quotidiani quest'oggi. I lupi del passato, scrive la Stampa. 2 cuccioli, Romolo e Remo, nati rielaborando il DNA del Pleistocene. L'esperimento apre a scenari futuristici, ma pone anche incognite etiche. Insomma, una società di biotech di Dallas ha riportato in vita il lupo cattivo dell'era glaciale, non Lupo de Lupi, il lupo bonino che si candida a Milano, no, assolutamente. Però fa impressione, certo, perché poi abbiamo visto che fine ha fatto Jurassic Park, eccetera. Questo tipo di progetti interessa alla CIA per lo sviluppo di tecniche di clonazione, e quindi se ne parla in questo paginone grosso, e anche in prima pagina sul Time. Extinct, sbarrato in rosso. Con questo messaggio il Time dedica una copertina alla storia di Romolo e Remo, i 2 Volve annunciati come la nascita di esemplari estinti dall'azienda Colossal Bioscience. Interessante, chiaramente. Poi c'è tutta la rievocazione dell'immaginario collettivo, Cappuccetto Rosso, il lupo della fiaba, il classico cattivo che inganna e raggira la protagonista per ottenerne un beneficio. C'è Michael Jackson in Thriller, vestito da lupo mannaro. Ci sono i metalupi del Trono di Spade, grande popolarità per questi esemplari di lupi più grossi di quelli moderni ed esistiti fin dall'ultima era glaciale. Non c'è Lupo de Lupi, chissà come mai,
tiro fuori io, non lo dice nessun altro. Ditemi se non sono originale, ma tra poco, state tranquilli, torniamo a cacciarli i lupi e quindi spareremo anche a questi due lupacchiotti bianchi. Via, via, via! Vado sul quotidiano Libero. Una muraglia di dazi. Scontro totale, borsa recupera, poi torna in rosso, per la Cina Trump annuncia il shock al 104%, Meloni vara il piano salva imprese, 25 miliardi per tutelare il nostro export. Anche qui, proprio in prima pagina, nati 3 lupi di razza estinta 12.000 anni fa, andiamo verso cosa hai bevuto, semivarina a colazione? Jurassic Park, scrive Giordano Tedoldi. Da segnalare anche Mario Secchi con il suo editoriale, siamo sul Libero, sfida tra l'aquila e il dragone. Ve ne leggo qualche riga. Il quarto giorno Trump creò la grande muraglia dei dazi. Non è la genesi, ma la cronaca della guerra commerciale degli Stati Uniti d'America contro il resto del mondo. La Cina, il grande avversario, la sfida è nata tra il dragone e l'aquila. Non la città, è l'apostrofo. I container che trasportano le merci da Oriente a Occidente sono i nuovi eserciti. Le navi sono i pezzi più importanti che si muovono sulla scacchiera. Wall Street, come un sismografo, registra le scosse. Tutte le altre borse seguono in un ciclo orario che comincia la notte sulle piazze di Tokyo e Shanghai, apre la mattina a Londra e Francoforte, chiude nel palazzo del Big Board a New York. Ieri, altra giornata ricca di sorprese, recupero a razzo con l'indice Dow Jones che guadagna 1461 punti, poi l'annuncio della Casa Bianca sui dazi della Cina e chiusura in rosso. Che succede? Succede che dovete acquistare oggi il quotidiano Libero, che parla anche in taglio alto, chiesta l'archiviazione, per i PM Apache la russa non ha violentato nessuno. E poi San Giuliano, resta solo il fango, crollano le accuse a San Giuliano, chiusa l'inchiesta sulla boccia. Vi segnalo anche l'editoriale di Daniele Capezzone. Salvini traditore, Serra ha scoperto il diritto di parola e lo trova orribile. Commenta Daniele Capezzone e io svolazzo fino a pagina 15, va che fatica. Euro lirici sotto shock. Serra vuole a Bruxelles solo chi la pensa come lui. E naturalmente ci riferiamo al dio del centro-sinistra e quindi la rubrica di Michele Serra ieri su Repubblica, scrive Capezzone, il punto di partenza è la consueta caccia a Matteo Salvini, colpevole di aver citato Milei e la sua motosega, invitando metaforicamente a usarla contro l'Unione Europea. Anche un bambino piccolo avrebbe capito il senso politico della frase, aggredire la burocrazia europea, gli eccessi di regolamentazione, la normazione ossessiva e anticrescita. E invece l'euro lirico Serra l'ha presa malissimo. Salvini sarebbe niente meno che un sabotatore, anzi non basta ancora. L'intelligenza con il nemico è l'accusa che gli spetterebbe nei paesi che ammira. Ma qui in Europa, annota forse il dispiaciuto, il convocatore della piazzata pagata dai contribuenti romani, Salvini non corre alcun rischio. E come mai? Perché un odiatore dell'Unione può perfino farsi eleggere al Parlamento europeo, nel quale non pochi deputati sono dichiaratamente ostili non solo alle politiche dell'Unione, ma proprio ai suoi fondamenti. Avete letto bene, senza fare un plissé. Serra sembra lasciare intendere che nel suo mondo ideale, all'Europarlamento, dovrebbero essere leggibili solo gli eurolirici, gli euroentusiasti, gli euroestasiati e gli eurocritici, gli euroscettici, gli eurodubbiosi fuori. Immaginate la scena nel magico universo di Serra in compito
e compagni. Al momento della presentazione delle liste, le candidature dovrebbero essere sottoposte al vaglio preventivo di una giuria di qualità, tipo i professori e cantanti chiamati da lui per comiziare a Roma. Fatto l'esamino di europeismo, allora forse scatterebbe la candidabilità. Scherziamo? Saremmo davanti a una tragicomica via di mezzo tra la commissione elettorale iraniana che preseleziona i candidati escludendo quelli meno affidabili per il regime e i criteri di ammissione nel salotto TV di Fabio Fazio. Abbiamo sorriso, amici lettori, ma se ci si pensa meglio, subentra una cupa malinconia. Voglio dire che siamo veramente al paradosso, nel senso che nell'immediato dopoguerra, almeno per alcuni versi, c'era forse più ragionevolezza e ricerca di ricucitura di quanto accada oggi. Intendiamoci bene, non sto smorzando l'immensa rilevanza dei conflitti del passato. So bene, ad esempio, quanto sia stata cruciale e violentissima nei toni, nelle parole, nei comizi, nei manifesti, la campagna elettorale del 48 e quanto sia stata benedetta la vittoria di Alcide De Gasperi contro l'incubo di un'Italia consegnata a una cupa avventura socialcomunista. Guai a dimenticare la posta letteralmente vitale che fu in gioco. Chiaro che è da leggere tutto quanto l'editoriale oggi a pagina 15 di Daniele Capezzone su Libero. Stiamo per fermarci, tra poco arriva Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, con lui commentiamo le notizie del giorno e chiaramente se avete qualche domanda da fargli inviatela subito al 340 6709 659 perché gliela leggiamo. Su Avvenire in prima pagina, tassa sullo sviluppo, l'Unione Europea, pronto il bazooka, scontro con la Cina, gli USA alzano l'imposta al 104%, rimbalzino nelle borse, così i dazi rischiano di bloccare l'export e il futuro dei paesi emergenti in Asia e Africa. Meloni da Trump il 17, obiettivo azzerare le tariffe. 25 miliardi per sostenere le imprese. Che dite? Ce la farà la Meloni? Che gli sta simpatica Trump? Siamo sempre su Avvenire, meno posti, più detenuti. Il 9% delle celle è inagibile. I posti aumentano, ma sono solo quelli teorici, perché la capienza reale immediatamente disponibile delle carceri italiane dal 2020 a oggi si è addirittura ridotta. 382 posti in meno a fronte di quasi 10.000 detenuti in più, saliti a quota 62.137 al 19 marzo scorso. Le cifre elaborate dal Garante Nazionale dei Detenuti portano all'affollamento del 132,8% della disponibilità complessiva, un malessere strutturale che finisce per spingere a gesti estremi e a vanificare gli sforzi volti all'integrazione e al reinserimento in società. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389
389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Giuro che non ho fatto apposta a scegliere questa bella canzone di Nenna, si fa chiamare così in arte, Nenna. La canzone si intitola Scappiamo e oggi è veramente il caso di scappare da questa terribile rassegna stampa. È il primo singolo di questa giovane artista romana, suona nelle feste di quartiere da quando aveva 13 anni, al liceo ha cominciato a scrivere, si è iscritta alla SIAE e ora è già pronta a pubblicare il prossimo singolo. Intanto carino anche dolce questo pezzo e dolce anche il video che trovate facilmente su YouTube. Scappiamo di Nenna. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. No, scappiamo davvero da questa rassegna stampa, ragazzi. Tra il film horror che sta per arrivare in Puglia, il ritorno del Vendola vivente, titola oggi il quotidiano La Verità, e la muraglia di Dazzi, che scrive invece Libero, sai che faccio? Io vado dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Alessandro Morelli, buongiorno! Buongiorno a tutti e buongiorno a te, Sammy. Portami via, Morelli, dove mi porti? Dai, cosa ti ha colpito quest'oggi sulla rassegna stampa? Parti tu da qualche cosa che io poi ti corro dietro. Beh, innanzitutto dalla grande opportunità dei miliardi messi a disposizione delle imprese, perché questa può essere chiaramente, come dicevamo, un'occasione, una grandissima occasione di sviluppo. Stiamo parlando di 25 miliardi messi a disposizione dal governo attraverso vari fondi delle imprese. Questo significa in soldoni la possibilità di rilanciare settori che magari erano in situazioni difficili, ancora con l'onda lunga legata sia al tema della pandemia che alle varie crisi belliche che si sono avute, ma dall'altra parte anche all'innovazione, perché questa iniezione di miliardi può essere chiaramente una grande opportunità per le imprese per rinnovarsi, magari se necessario, visto anche il cambiamento delle richieste dei vari mercati internazionali, cambiare attività produttive. Insomma, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno rispetto ad una situazione internazionale che indubbiamente è complicata, ma complicata non in senso negativo, è complicata perché ci sono delle complessità che in qualche maniera devono essere affrontate, e la maniera che il governo italiano sta mettendo in campo è sostanzialmente aiutare le imprese. E la Lega anche su questo fronte ha deciso di sottolineare le complicanze che ci sono in Italia, ma soprattutto in Europa. Con la scusa dei dazi, che sono una sfiga incredibile sicuramente, però con la scusa dei dazi potremmo anche rimediare a molta burocrazia, a molto magna inutile che c'è in Europa, e proprio su questo fronte la Lega ha deciso di fare delle mozioni in ogni campo, quindi dal Consiglio Comunale al Consiglio Regionale a Roma, in Europa, per far capire insomma che è un momento in cui sì, certo, ci ha dato una scossa mica da ridere Trump, però forse in parte ci serve anche questa scossa, è vero Alessandro? Allora, Sammy, guardiamola sempre con il bicchiere mezzo pieno, guardando gli aspetti positivi in una situazione che, come dicevamo, è complessa e soluzioni semplici a problemi complessi, diciamo, a parte i miracoli non ce ne sono. Noi dobbiamo guardare in senso assolutamente positivo il tema dei dazi, perché finalmente attraverso una iniziativa che è esogena dalle nostre volontà, non centriamo nulla sulla scelta di Trump di porre questi dazi, noi però dobbiamo guardare che cosa succede, quali sono le conseguenze, e se la conseguenza principale che ottengono le imprese sono i 25 miliardi di investimenti, ma dall'altra parte c'è un'importante scelta da parte dell'Europa e quindi un ritorno indietro rispetto alle folli politiche pseudoambientali, perché lo dobbiamo sempre ricordare, noi abbiamo prova del fatto che le politiche ambientali verso cui l'Europa ci sta spingendo non stanno producendo dei dati positivi,
E noi ne abbiamo prova perché per di più, essendo e vivendo nell'area padana, una delle aree più purtroppo con i livelli più alti di inquinamento ambientale sul fronte chiaramente dell'aria, abbiamo visto come molte nostre amministrazioni, soprattutto quelle governate dalla sinistra, abbiano imposto delle regole durissime nei confronti dei loro cittadini. E allora è il caso di Milano, dove addirittura siamo arrivati al blocco dei motori Euro 4 ed Euro 5, sul quale l'Europa è indirizzata. Le nostre città sono state antesignane, hanno addirittura anticipato i tempi rispetto all'Europa, ma tutto questo dimostra che la scelta è totalmente ideologica, perché i risultati ambientali che si sono ottenuti a seguito del divieto di utilizzare l'auto per le famiglie meno abbienti, perché di questo stiamo parlando, chi ha la possibilità di comprarsi un'auto moderna, Euro 6 o addirittura elettrica, lo fa perché ha la possibilità economica di farlo. Beh, i risultati ambientali di queste scelte ideologiche che cosa hanno portato? A zero, purtroppo lo dico, rispetto a dei risultati ambientali, ad un abbassamento dei livelli di inquinamento nelle aree che chiaramente sono state oggetto di questi divieti. Dunque, se i dazi di Trump motivano 25 miliardi di investimenti alle imprese che permettono, come dicevamo, di rimodernarsi, di guardare a nuovi mercati, di magari fare investimenti sulle tecnologie, 25 miliardi, attenzione, che vanno all'economia italiana e quindi alle piccole e medie imprese in particolare, perché noi ci dobbiamo sempre ricordare che l'ossatura della nostra economia si basa sulle PMI e addirittura sulle microimprese, e dall'altra parte impone all'Europa di fatto un sano bagno di realismo con il ritorno ai piedi per terra che la Lega chiede da tempo. Beh, ragazzi, se questo è il prezzo che dobbiamo pagare, se i dazi sono il prezzo che dobbiamo pagare per tornare al realismo e all'industria che torna regina in Italia ed in Europa e non più la finanza, beh, signori miei, dobbiamo dire a questo punto io ringrazio Trump. Abbiamo con noi Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Chi vuole fargli una domanda può inviare un messaggio al 340 6709 659. Ne stanno già arrivando, non so da dove iniziare, allora comincio io. L'altro giorno hai fatto un sopralluogo nelle casette del villaggio olimpico. Come sta andando? Cosa si muove? Ma tutti ci dicevano che sarebbe stata una mission impossible, un'operazione impossibile da raggiungere, e invece non solo abbiamo iniziato a chiudere i cantieri delle opere sportive. A Livigno c'è stata l'inaugurazione, la preomologazione già della prima opera sportiva che riguarda una attività di discesa con gli sci. Dall'altra parte a Cortina abbiamo fatto la preomologazione della pista di bob, diciamo che era la punta di diamante delle polemiche di tutte le Olimpiadi. Tornando in Valtellina in queste ore stiamo lavorando per andare verso la chiusura di tutte le problematiche burocratiche che ci permetteranno di definire e chiudere anche lì i cantieri riguardanti Sondrio. Insomma, sulle Olimpiadi stiamo facendo grandi passi avanti, malgrado il fatto che, appunto, come tutti sanno, su queste Olimpiadi ci sono state fortissime polemiche: non ce la farete mai, non bastano i soldi, bla 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 bla. Intanto anche sul fronte del villaggio olimpico a Cortina, appunto, abbiamo presentato al Salone del Mobile, nell'ambito delle manifestazioni legate al Salone del Mobile, proprio queste case prefabbricate che saranno quelle che ospiteranno i campioni dello sport invernale. Le Olimpiadi chiaramente non sono l'ottenimento di un risultato sportivo per l'Italia e in particolare per Lombardia e Veneto, sono anche quello. In realtà le Olimpiadi sono, dal mio punto di vista, un grandissimo biglietto da visita, il migliore biglietto da visita mondiale, perché si parla di sport e quindi comunque si parla anche di valori, che vedrà i nostri territori protagonisti per quasi un mese in tutto il mondo, e quindi questo è un grandissimo investimento per il Paese.
E come? E non dimentichiamo che l'evento Olimpiadi sarà anche un importante percorso turistico per scoprire, ad esempio qua in Lombardia, le nostre 12 province, gli eventi, le bellezze, i prodotti tipici, insomma un indotto assolutamente da considerare, poi visto i tempi, direi importante. Sì, anche perché da un lato abbiamo la promozione turistica dei nostri territori, una promozione che ribadisco verrà effettuata non solo grazie alle centinaia di migliaia di turisti che arriveranno per seguire le Olimpiadi, ma ai 2 miliardi di televisori che saranno accesi sulle venie olimpiche e sulle gare. Dall'altra parte, quindi un importante investimento legato anche al turismo e alla riqualificazione e alla realizzazione di infrastrutture attese per quei territori da decenni di anni. Le Olimpiadi sono la giusta motivazione per dare le risposte a quei territori, quindi le importanti varianti verso la Valtellina di Sondrio e di Tirano, l'ammodernamento della statale 36, dall'altra parte appunto la statale Alemagna, la 51, che porta verso Cortina con importantissime varianti, Tai di Cadore, Valle di Cadore, Longarone, la stessa variante di Cortina i cui lavori, essendo lavori veramente eccezionali con la necessità di costruire una nuova galleria, saranno chiusi, ma questo era già previsto nel cronoprogramma dopo le Olimpiadi, perché avere un cantiere di quel genere in un luogo olimpico avrebbe chiaramente impedito, se non fortemente rallentato, la possibilità di assistere ai giochi. Dall'altra parte, quindi, le Olimpiadi sono uno strumento che permette di ottenere delle infrastrutture e un ammodernamento generale di quelle aree, perché nel comune di Cortina verrà realizzato finalmente la possibilità di attraversamento con gli sci del comune. Dall'altra parte a Livigno stessa cosa, ci sarà la possibilità di collegare l'intera valle, quindi i 2 versanti della valle, che oggi sono sostanzialmente divisi proprio dal paese di Livigno, e attraverso questa modernizzazione sostanzialmente si creeranno le vere e proprie perle delle Alpi e quindi delle capitali mondiali dello sci. Dall'altra parte, dicevo, c'è l'investimento verso le aziende, sottolineando quello che scrive il Sole 24 Ore proprio in prima pagina. Te la riporto semplicemente con il titolo: Stellantis, la produzione a picco in Italia, meno 35,5%, mai così bassa dal 1956. Ora, questo è il risultato anche non solo di questo. Chiaramente, per arrivare a un disastro di questo genere, diciamo, il menù è piuttosto ampio, ma delle politiche europee che hanno causato, da un lato, il grande aumento del costo delle auto. È inutile che io e te stiamo a dire ai nostri ascoltatori quanto costino le auto che normalmente troviamo al concessionario, e quanto siano aumentate in questi ultimi le aziende, dovendo lanciarsi su questa tecnologia, tra virgolette, del motore puramente elettrico, evidentemente sono rimaste molto indietro. Alessandro, stanno arrivando tanti messaggi che ti salutano e naturalmente tra questi moltissimi che conosciamo, perché siamo vecchi della radio. Anche Alessandro Morelli ha fatto per tanti anni una bella palestra qui in radio. Non c'è che l'imbarazzo della scelta, terzo mandato, certamente, andiamo sul terzo mandato. Oggi la Corte Costituzionale decide sulla Regione Campania. Ti dico la verità che non so per chi fare il tifo. Mi scrive un'ascoltatrice: però non è paragonabile la questione terzo mandato del Veneto e della Campania. Zaia ha dimostrato di saper governare, bilanci in ordine. De Luca no, e quindi non dovrebbe più avere i requisiti per essere rieletto. Chiedo alla Lega di valutare una proposta di legge in tal senso. Chiaramente poi in mezzo c'è la situazione che Alessandro, che decidono i cittadini, gli elettori. Se i campani ritengono che De Luca abbia fatto bene, tanti auguri ai campani. Chiaramente io la penso in maniera totalmente differente. Sono e sarò
con il candidato governatore del centrodestra, con qualunque avversario di centrosinistra. Però ribadiamo, dal nostro punto di vista decide il popolo, decidono gli elettori, decide chi sceglie di scegliere, perché ricordiamolo, tantissime persone, anche per scoramento, questo è comprensibile a volte, decidono di non andare a votare. Come sai, c'è un detto che gli assenti hanno sempre torto, e purtroppo anche nel caso delle elezioni locali, molto spesso le persone decidono di non decidere, per poi però lamentarsi il giorno dopo, caro Semmi, come sappiamo perfettamente. Sul fronte del terzo mandato, dunque, noi siamo assolutamente a favore, chiunque sia il candidato, perché, lo ribadisco, il candidato si candida, l'eletto lo scelgono gli elettori. Siamo sempre sulla rassegna stampa di quest'oggi, sono sul Corriere, il centrodestra torna all'attacco, determinati ad abolire i ballottaggi. E qui noi non vogliamo certamente arrampicarci sui vetri, diciamo insomma che dalla nostra parte, ti parlo di centrodestra, è capitato molte volte che nel ballottaggio, prima siamo avanti, nel ballottaggio il centrodestra perde, ma il centro-sinistra, se deve proprio vincere, normalmente vince al primo turno. In verità, la verità sta nel mezzo. Perché il centrodestra vorrebbe abolire i ballottaggi? Si arriva al 40% al primo turno, chi arriva al 40% ha vinto. Morelli. Sì, perché come dicevamo, il tema del voto purtroppo è stato per tanti anni, anche dal punto di vista comunicativo, quasi avversato. Vi ricorderete, allora c'era Premier Renzi che a fronte delle polemiche che avevano riguardato proprio un periodo elettorale, un momento elettorale, lui disse che sostanzialmente non era di interesse quanti andavano a votare, ma che il fatto che ci fosse alla fine un eletto. Ma sapere che i nostri importanti amministratori locali vengono eletti da una rappresentanza molto bassa degli elettori, cioè rappresentano una base molto bassa degli aventi diritto al voto, proprio perché gli elettori, soprattutto al secondo turno, rimangono molto pochi, francamente è un grosso problema. E dunque, su questo, il governo ha intenzione di agire, permettendo evidentemente di svolgere il nostro dovere di andare a votare, diritto dovere di andare a votare, con il primo turno, dando chiaramente una premialità per chi sarà il vincente del primo turno. Staremo a vedere, e chiaramente la sinistra adesso farà le barricate, mentre ai tempi lo voleva anche lei. Il congresso della Lega lo stiamo riproponendo ogni mattina, anche quest'oggi dopo le 10 potrete riascoltarlo passo dopo passo, rivivere le emozioni. Che cosa abbiamo portato a casa dal congresso della Lega? Quali sono le fotografie che hai memorizzato di questo congresso? Il ruolo è, perché no, non bisogna far finta di niente, il ruolo di Vannacci, a cui è stata consegnata la tessera di militante. Qualcuno magari storcerà il naso, qualcuno è contento perché adesso Vannacci è della Lega, c'è poco da fare, e da bravo militante ne sappiamo qualcosa tutti noi. Il militante si deve dare da fare per la Lega, deve volantinare, deve fare campagna elettorale, magari anche in Toscana, chissà. Quali sono le fotografie che hai memorizzato del congresso della Lega di sabato e domenica scorsi? Ma la prima cosa che mi viene in mente chiaramente è il tratto umano, e cioè l'emozione di Matteo Salvini alla conclusione del suo discorso di chiusura di fatto del congresso, e quindi da persona molto legata a Salvini, politicamente e da amico, chiaramente questo è la cosa che umanamente mi rimarrà sempre nel cuore. Dall'altra parte devo sottolineare come ci siano stati degli spunti assolutamente fondamentali
innanzitutto la dimostrazione vera del rapporto tra la Lega e il governo americano, con la presenza di Elon Musk che è in diretta, ha partecipato quindi con il fuso orario, cioè va sempre considerato tutto al congresso della Lega, esprimendo alcune delle sue valutazioni rispetto ai dazi, rispetto a molti argomenti. Quindi questo è un dato politico molto importante sul fronte della geopolitica internazionale, quindi la Lega non solo c'è perché esprime le proprie posizioni, ma c'è perché ha un rapporto costante, diretto, vero con l'amministrazione americana. Sappiamo anche che indubbiamente le posizioni di buonsenso che la Lega ha tenuto negli ultimi anni rispetto anche a un sostegno legato alla difesa ucraina, ma l'attenzione rispetto alla necessità comunque di cercare un percorso di pace per la conclusione del conflitto russo-ucraino ci permette anche di avere comunque un dialogo con l'altra parte del mondo, una parte del mondo che oggi appunto si vede molto chiusa, se non, come sappiamo, primo tra tutti da Donald Trump, che ha riaperto il dibattito con la Russia per cercare di arrivare a una chiusura del conflitto che purtroppo imperversa in Europa ormai da qualche anno. Dall'altra parte, chiaramente, l'hai citato tu, il definitivo ingresso dopo tante polemiche che abbiamo vissuto anche personalmente noi nelle sezioni rispetto al tema di Roberto Vannacci, una scommessa vera e propria che Salvini fece alle ultime europee con grosse polemiche. Ti ricordi, c'erano i giornali che dicevano Vannacci si ruba la Lega, poi Vannacci si fa un suo partito, tante tesi che come sempre i giornali riportano, che purtroppo, dobbiamo dircelo, forse anche per una mancata adeguata comunicazione nostra, per qualche periodo sono riuscite persino a infilarsi nei dibattiti nelle nostre sezioni. Oggi tutto questo è lasciato al passato, perché Roberto Vannacci, esattamente come ci aspettavamo, ha scelto di fare questo passo, chiaramente condividendolo con il nostro segretario federale, e quindi oggi la nostra famiglia si è ancora più allargata. Un argomento sul quale molti degli interventi si sono focalizzati, cioè sulla necessità di allargare sempre di più la famiglia della Lega, un obiettivo che deve essere un obiettivo comune della Lega, non di Salvini, Vannacci, Giorgetti, Morelli, dei leader o comunque dei dirigenti del partito, ma deve arrivare fino chiaramente alla dirigenza locale, perché le sezioni si devono aprire, perché ci deve essere nuova linfa che ci permetterà di crescere nuovamente dal punto di vista elettorale. Insomma, sono tanti gli spunti, adesso chiaramente non la voglio fare troppo lunga, anche perché i nostri ascoltatori potranno godere del congresso qui a Radio Libertà, quindi più che sentire direttamente la nostra, come sai Sammy, la nostra tesi è sempre stata quella che non servono né filtri né censure, e quindi meglio che sentire direttamente dalle parole dei congressisti che verranno rilanciate qui a Radio Libertà, non c'è nulla. Minimo, alle 10 ritrasmettiamo il congresso. L'ultimo minuto, un'ultima battuta. Monfalcone, interessante laboratorio politico per l'Islam, via le croci dalle scuole, ma poi le chiudiamo le scuole per festeggiare il Ramadan. Questa domenica, questo lunedì, si vota a Monfalcone e a Gorizia e c'è un partito islamico, costola del PD, che potrebbe rappresentare un'evoluzione della politica in Italia? Stiamo vivendo un dramma, caro Sammy, un dramma della politica, un dramma culturale, un dramma per chi lo è religioso, perché io continuo a vedere, anzi, caro Sammy, magari fallo direttamente anche a favore dei nostri ascoltatori. Scrivi Ramadan, festa Ramadan prete, e trovi non
3 o 4, ma decine di notizie che da quest'anno agli ultimi anni riportano come i nostri don abbiano aperto le porte delle chiese, abbiano aperto le porte degli oratori, abbiano partecipato a delle feste islamiche. Ora, chiaramente brutalizzo, però per dare un esempio molto pratico, sarebbe come se il capo della curva dell'Inter andasse a festeggiare lo scudetto vinto dalla Juve. Chiaramente ribadisco, non voglio essere addirittura blasfemo, però la realtà è proprio questa, addirittura peggio, perché se di fronte a una fede prosaica come quella calcistica un'ipotesi di questo genere è chiaramente oggettivamente impossibile pure da pensare, figurati se ragioniamo sulla possibilità di persone, perché stiamo comunque parlando di persone, cioè questi don, questi preti, che scelgono, dopo aver fatto dei voti, quindi espresso dei voti nei confronti di una religione, di un proprio Dio, di andare a festeggiare un momento di un'altra religione. Ora, che ci sia il Don Biancalani di turno, francamente ci sta pure. I rappresentanti della Chiesa sono uomini e quindi possono sbagliare, ma che l'istituzione, cioè la Chiesa Cattolica Romana, non si imponga di fronte a situazioni di questo genere per sottolineare come siano situazioni aberranti, non ho altri termini se non questo, questo mi preoccupa molto. Quindi, per venire alla tua domanda e dare una risposta, pare a volte a noi leghisti di essere più realisti del re. Noi difendiamo il crocifisso, noi difendiamo le feste della nostra religione, perché non sono più solo feste religiose, ma sono feste che rappresentano anche la nostra cultura, il nostro DNA, il nostro sangue. Ecco, coloro i quali dovrebbero essere i primi a essere duri, magari non con le nostre parole, non con la nostra bandiera, questo è evidente, ma duri nella difesa dei loro valori religiosi, e invece appunto sono i primi a lasciare il campo di battaglia. Questo è sconcertante, preoccupante, e ti sottolineo come purtroppo basta andare davanti a una qualunque scuola ormai non solo più di periferia delle nostre grandi città, per vedere quello che sarà il nostro futuro. Se noi non ci radichiamo immediatamente e non torniamo indietro, non chiediamo anche alla Chiesa Cattolica, in tutta la Chiesa Cattolica, di tornare indietro su alcune posizioni, evidentemente la battaglia è persa. Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Buon lavoro Alessandro e grazie. Grazie a te e agli ascoltatori. Avete ascoltato l'Italia da fare.